E adesso andiamo a riassumere, io spero velocemente, perché sapete di cose, giustamente ha detto il sindaco, è un programma ambizioso. Sì, è vero, è un programma ambizioso, è un programma perché vogliamo fare tante cose, non amministreremo per 5 mesi, amministreremo per 5 anni e vogliamo pensare già anche ai 5 anni dopo. E quindi non si fanno i programmi per domani, si fanno i programmi per un periodo lungo ed è giusto programmare cose importanti. E parlando di cose importanti non possiamo non iniziare ovviamente dal contenuto della caserma Monte Pasubio. Io ho visto, cercherò di non parlare, credetemi mai dei nostri avversari, perché così ho voluto e continuerò a farlo. Però in altri programmi ho visto trattarlo in maniera marginale, ma questo è un argomento troppo importante, perché questi 5 anni saranno i 5 anni che regaleranno alla città di Cervignano e ai cittadini di Cervignano un'area enorme, situata a pochi metri dal centro e che prenderà vita, si potrà entrare. Se siete per caso passati nella zona dove stiamo realizzando la nuova rotonda, proprio prima del cavalcavia, un pezzo di muro non c'è più, si riesce a guardare dentro, c'è l'idea di profondità, c'è l'idea di apertura, c'è l'idea di inizio di qualcosa di nuovo, perché questo stanno iniziando i lavori. E cosa ci sarà dentro questa grande area? Ci sarà una nuova scuola, una scuola innovativa, una scuola per la quale abbiamo ottenuto un finanziamento da parte del Ministero e che vedrà sede proprio della parte vicino alla nuova rotonda sul lato degli impianti sportivi e che ospiterà il nuovo Isis Malignani, quello che attualmente si trova in via Ramazzotti, che sarà spostato in un'area più sicura, in un'area più facilmente accessibile, in un'area vicino alla stazione dei treni, vicino alla futura stazione delle Corriere, al nuovo centro intermodale, vicino agli impianti sportivi, vicino anche alla piscina. Questa parola di cui abbiamo sentito parlare tanto in questi anni e che finalmente vedrà la luce nei prossimi. E più in particolare io speravo di poter dire già abbiamo messo la prima pietra, però purtroppo stiamo firmando il contratto in questi giorni e quindi partiremo verosimilmente nel prossimo mese. Un anno circa di lavori e nel settembre 2023 finalmente potremo tagliare il nastro tanto atteso, quello che regalerà la piscina a Cervignano e a tutti i comuni del mandamento che assieme a Cervignano hanno creduto in un progetto importante, in un progetto che fornisce alla comunità di Cervignano un servizio in più, perché abbiamo sempre detto che Cervignano è fondata sui servizi, è una città di servizi. Questo è un servizio in più, un servizio che porterà la gente a Cervignano, un servizio che sono certo porterà anche un indotto al nostro commercio, alle nostre attività e creerà anche dei posti di lavoro, perché dentro la piscina qualcuno dovrà lavorare evidentemente e quindi un'opportunità in più. Il terzo punto dentro le nostre caserme è rappresentato dal nuovo distretto sanitario. Anche questa è un'opera già finanziata, perché anche qui da qualche parte ho letto qualche cosina un po' così, non è vero, non sono finanziate. Queste sono le 3 opere già coperte da finanziamento. Il distretto sanitario, il nuovo distretto sanitario, sarà realizzato con fondi regionali che, ahimè, spiace dire, sono in un cassetto del bilancio della regione da ormai 4 anni. Un cassetto dove c'è scritto Cervignano del Friuli sopra. È un cassetto che stiamo chiedendo semplicemente di aprire per portarli dentro il nostro bilancio, perché è un finanziamento che ha un nome e un cognome, ma per qualche motivo che ancora non comprendiamo non l'abbiamo ancora ottenuto, ma sicuramente andremo a... Grazie Giorgio, bravissimo. Approfitto subito. Dal padre al figlio. Eccoci qua. E quindi il nuovo distretto sanitario che sarà realizzato nel lato via Terza Armata, per capirci, quindi nell'angolo che dà vicino ai condomini posizionati su via Aldomoro, per dare una collocazione geografica anche a questo. Vicino a questo abbiamo partecipato proprio un mese fa a un altro bando, uno dei tanti bandi del PNRR di cui sicuramente avrete sentito parlare, tanti fondi messi a disposizione dell'Europa. Uno di questi era un bando per la rigenerazione urbana dal valore singolo di 5 milioni di euro a cui abbiamo partecipato assieme al comune di Palmanova, 2 milioni e mezzo a testa, siamo in 2, si divide per 2, speriamo che
ci sia un esito positivo e saranno i fondi che ci serviranno per realizzare un grande parco urbano all'interno dell'area dell'ex caserme e anche a contribuire ad abbattere alcune delle strutture, quelle che fortunatamente non sono vincolate, che ci permetteranno di essere appunto sostituite con il parco urbano, con la scuola, con la piscina e con il nuovo distretto sanitario. E poi abbiamo 3 immobili che sono vincolati, la palazzina comando, l'ex circolo sottufficiali e uno degli immobili dove dormivano i militari che erano dentro la caserma, l'ultimo, quello che fiancheggia il campo di baseball. Ecco, in queste 3 strutture abbiamo immaginato, partendo da quest'ultima, di creare una foresteria, quindi un luogo dove le tante, numerose, importanti e valorose società sportive che abbiamo a Cervignano potranno ospitare gli atleti negli eventi nazionali e internazionali che vengono proposti qui a Cervignano. Ne abbiamo avuti diversi, anche in questi 5 anni, anche nonostante la pausa di 2 anni e mezzo forzata del mondo dello sport, come in tanti altri settori, e gli eventi internazionali richiedono anche un luogo adatto dove poter ospitare gli atleti. Questo sarà il posto ideale per poterlo fare. Mentre nella palazzina comando, che è quella sempre che dà su via Terza Armata, abbiamo ipotizzato la realizzazione di alloggi sociali per favorire quello che è la situazione degli anziani più in difficoltà. E perché abbiamo scelto proprio questo posto? Perché pensateci bene, guardiamo il domani, il nostro motto che abbiamo cercato di portare in questi giorni. Ci sarà il nuovo distretto sanitario, ci sarà la nuova piscina terapeutica, centro benessere. Avere lì la possibilità di trovare un luogo dove chi ne ha più bisogno possa in autonomia muoversi con pochi metri e raggiungere i luoghi che potranno in qualche modo aiutarli, crediamo che sia la soluzione più idonea e più opportuna. Naturalmente il recupero di questo immobile è una sfida, serviranno fondi, ci sono tanti bandi, ma quello che abbiamo capito, almeno io ho capito in questi 5 anni da assessore, è che bisogna avere i progetti pronti, perché poi le opportunità crescono, le opportunità ci sono e bisogna avere il progetto nel proprio cassetto e tirarlo fuori nel momento giusto, perché i tempi che vengono dati quando si aprono i bandi sono talmente rapidi che se bisogna appena cominciare a cosa fare, il soffio di vento è passato e siamo già tardi. E quindi questa è l'idea che abbiamo. E poi il circolo degli ex sottufficiali, in cui intendiamo realizzare una nuova struttura di eventi, un punto d'incontro, la socialità, qualcosa di cui abbiamo tanto sentito parlare, di cui probabilmente abbiamo ancora più bisogno in questo periodo.